Oggi lo stregonettino si trova nel bellissimo borgo di Lairru. Biancaneve e 7 nani. Caspita, c'è anche la strega. Nel bellissimo borgo di Lairru negli anni 90 una studentessa di geologia trovò fortuitamente i resti del Sardomyrix, esattamente tale mammifero che vedete qui rappresentato in tale cartello, mammifero estinto. Guardate, è molto particolare, guardate com'era. E qui siamo poi stati ritrovati i resti di tale mammifero, molto interessante. Siamo all'interno del bosco. Maestoso, albero maestoso. Qua abbiamo Sukerku corcadu. E inizia la salita qui, cartello che indica Badde San Rocca Rutta verso sinistra, verso destra Roccamana e poi si scende ovviamente da dove siamo saliti, Lairru, si scende per ritornare in paese. Allora qui, ecco, siamo già arrivati a una cengia vera e propria. Allora, praticamente giriamo il costone. sì, dobbiamo. Qui c'è una piccola capanna, a serie. Può essere utilizzata come punto di ristoro, Guarda qua, se non è male, dai. Non è male, no. Possiamo dirci, vediamo un po'. Oh, ma il tetto non è che sia proprio il massimo, ma carino. Qua c'è una vasca. Qua c'è una vasca. Sì. E da qui possiamo vedere già comunque l'aereo dall'alto, Bella, molto bella. Questa cengia è bella, decisamente bella. Allora, qui c'è anche il nome. Allora, se riesco a vederlo un po', vediamo un po'.
Buzz the Tiu Andrea e Fino. Se non ho letto male. Se non ho letto male. Allora, qua abbiamo un passaggio un po'. Oh, Non c'è un monte. c'è una piccolissima sorgente qua. Dici che è buona questa? È buona. Sì. Sta scendendo dalla montagna, questa è buona davvero. Buona. Abbastanza in alto comunque. Infatti si intravede già l'aereo dal basso. Cioè dal basso, dall'alto verso il basso. E qui abbiamo una proprio attaccata alla Change, vi è tutte queste palle di fichi d'India, cavolo. Qua possiamo ammirare l'aereo dall'alto. Qua abbiamo raggiunto questa bellissima cingia. Allora, vediamo un po'. Possiamo vedere sempre l'aereo dall'alto. Ecco qua, altro passaggio per la cingia. Ecco qua, passaggio stretto, abbastanza stretto, ma come potete vedere ben segnalato. Sempre cingia qui, una bellissima cingia, cavolo. Qua bisogna arrampicarsi, Allora, qui raggiunta questa parte qua abbiamo, sembrerebbe una grotta. Vediamo un po'. Sì, una grotta. Entriamo all'interno della grotta e vediamo un po'.
massimo si arriva sino a qua, e da qui bisogna abbassarsi. Sì. Qui bisogna abbassarsi, ecco qua, si arriva sino a qui, massimo. No, non ci sono pipistrelli, ci sono ragnatele, però non c'è presenza di alcun pipistrello. Bella. Qua sono all'interno di una piccola grotta. Bellissima cengia, guardate qua, bella alta, Stiamo sempre a mirare l'aereo dall'alto. Continuiamo, passaggio stretto lungo la cingia. Qui abbiamo la segnaletica, tra l'altro fatta anche da altri escursionisti, uomini. Bella, cingia veramente bella. Percorso spettacolare. Siamo arrivati molto in alto, decisamente molto in alto. Qui c'è un'altra grotta. Cazzo, una scala c'è. Eh sì, vediamo cosa c'è dentro la grotta. Escursione! Allora, vediamo se ci sono i pipistrelli. Boh. Io qui non vedo una mazzaca. No, c'è soltanto un buco. C'è un buco e basta. Questa è una grotta piccolissima. C'è niente qua. È carina comunque. Gradini. Allora. Le cave all'aereo. Le prime cave col metodo di coltivazione a fossa vennero avviate nel 1950 e nelle varie epoche vennero lavorato da 5 autooperai. L'ultima cava di Laero ha cessato la sua attività nel 1970. Ecco, qua abbiamo delle testimonianze vere e proprie.
cancelletto e continuiamo il percorso. Qui abbiamo un'altra grotta. Vediamo un po'. Ecco qua. Qui abbiamo una piccola grotta. Se avviciniamo un po' di più all'ultima parte, ecco qua. Ecco qua. Qui abbiamo un'altra grotta. Che sembrerebbe chiusa. Vediamo un po'. Aperta. Questa è grande, eh. Questa è più grande. Vediamo un po'. Qui c'è un passaggio chiuso. Questa è più grandicella dalle altre. Ovviamente il passaggio dell'uomo è assai evidente. Senza ombra di dubbio si vogliono molto bene. Eh sì. Fanno anche una bella coppia. Quindi grotta su Coluru. Andiamo. Calini. Occhio che si scivola, eh. Cazzo se si scivola. Si scivola. Non mi ho portato il bastone. Non l'hai portato, cavolo. Ce la fai? Sì.
È lunga questa grotta? Presumo di sì. Cazzo. Meglio di Giacomo, sì, No. Altro che freedom. Mi raccomando, non Cazzo. vedi che faccio. Allora. Questa è bestia. Ma termina Ma cazzo, t'ho frenato qua, poi ci scende. Ci scende. Sì. Sì, c'è il passaggio. Sì, c'è il passaggio. C'è il passaggio. No, non è frenato. C'è delle roba là. Vediamo se ce la facciamo a rimanere. Cazzo, qua bisogna. Cazzo, qua bisogna camminare inginocchiati o chinati tipo il mostro che camminava. Te lo ricordi che camminava? Hai la testa, porca puttana. Minchia. Cavolo, io sto cercando il pipistrello, non avevo anche uno. Qua è un pochettino più alta. Qua di nuovo scendiamo. È abbastanza bassa. È abbastanza bassa. Qui abbiamo il primo pipistrello. Eccolo qua. Vediamo se riusciamo ad aggirare tutto. Eccolo qua. Qui abbiamo il primo pipistrello. Questa è la fotografia. Qua continuiamo l'escursione nella grotta. È un po' più alto qua il soffitto. Ma non male, cavolo. Ehi! Un altro pipistrello. Eccolo qua. Qui c'è un altro pipistrello. Proseguiamo. Bella, cavolo. Qui c'è acqua. Ho sentito il rumore. Hai sentito? Eh.
Chi di chi è l'altro? La tua. Oh, yes. È vero. Allora, Dove l'hai lasciato? lo sai, non l'ho lasciato in macchina. Ecco un altro pipistrello. Ciao carissimo. Allora, qua abbiamo la scritta la Erro. Giustamente, perché siamo la Erro. Allora, qua c'è qualche scritta. Ovviamente. Qua è pieno di scritte. Qualcuno. Qua hanno un po' esagerato con le scritte. Vediamo un po'. Qua si prosegue verso questa parte qua. Ecco qua. Allora, qua ci sono i pipistrelli più grandi. Eccone. Uno. Ne ho visto uno volare. Ecco. Qua. Forse possiamo ammirarlo in volo. Vediamo un po'. Eccolo qua. Allora. Qua continua il tragitto. Vediamo un po'. C'è da fare attenzione a dove si mette i piedi, dove mettiamo i piedi, però sinceramente qui è abbastanza scuro. Ecco, qua è pieno di pipistrelli. Eh sì, guarda. Qua ne abbiamo 3 vicini. Sono piccoli. Eccoli qua, 1, 2, 3. Uno è volato. E uno in volo. Qui c'è una specie di... Cavolo. Forse la metà. Vediamo un po'. Abbiamo, ecco qua, pipistrelli che volano. Eccoli qua. Non sono grandi. Eccone qua un altro. Abbiamo... Ecco qua. Qui abbiamo un po' di pipistrelli in volo, Allora. Qua abbiamo una bella roccia, Guarda qua.
pipistrelli, pipistrelli. Ecco, qua ne abbiamo uno che è bello appeso. Guarda qua. È pieno di pipistrelli qua. Eccoli qua, anche in volo li ho beccati. Alcuni sono belli agitati, Qua la grotta è abbastanza spaziosa. Ecco un altro pipistrello. Anche qui abbiamo la presenza di un pipistrello. Eccolo qua. Andiamo avanti e vediamo un po'. Allora. abbastanza umido. Allora, qui ci addentriamo in una parte più bassa, mi sa, Un po'. Qua ci sono le rocce veramente grandi. Abbiamo un grosso masso. Qui c'è una strettoia, Allora, qui bisogna prestare attenzione. Questo è proprio bellino, Guardalo. Guarda come si tira. Gli facciamo il primo piano, questo aspetta. Bello che sei. Eccolo qua. Quanto è brutto. Sei contento che abbiamo fatto il primo piano? Sei diventato famoso, va. Che toco. Qua il passaggio si fa più stretto. Qua ci sono delle iscritte.
abbiamo una svolta a sinistra. Bisogna fare attenzione a cosa mettono i piedi. Ecco qua. Allora, vediamo un po'. Passaggio abbastanza, sì, comunque è alta qua. Qua è alta. Allora, noi siamo passati dall'ingresso superiore e abbiamo un altro pipistrello. Ecco, qui abbiamo un cappellino. Qualcuno ha scordato un cappellino. Ecco, noi siamo passati, praticamente siamo entrati dalla parte alta e si può entrare anche dalla parte bassa, che è questa. Ci sono dei lavori in corso, però si può entrare comunque. Come potete vedere, ci sono dei lavori in corso, però si può entrare comunque. E questa è, diciamo, il secondo ingresso. Tavolo in pietra, qua si può pranzare, area parcheggio, piccolo parco giochi, bello. Divertente.